Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. La Libertas Udine di Cristian Gerussi e Brigida Aggio, in collaborazione con il comune di Reana del Royale, ha organizzato l'ottava e ultima prova del 40° circuito di Coppa Friuli, valida anche per il Memorial Valentina Todaro e Trofeo Fulvio Riolino. La corsa, che si sviluppava su percorso asfaltato per inoltrarsi su stradine e sentieri campestri alla scoperta dell'affascinante bellezza della zona rurale reanese, ha ben colto l'essenza di un territorio che gli organizzatori hanno valorizzato come meglio non avrebbero potuto. Prima del via è stato osservato, presenti la moglie Miranda e la figlia Barbara, un minuto di silenzio in memoria del professor Faustino Anzil, scomparso a metà maggio. Era stato insegnante di educazione fisica, istruttore di atletica leggera, allenatore e preparatore atletico nel mondo del calcio. Per i suoi tanti meriti sportivi era stato insignito della Stella d'Argento del CONI come dirigente sportivo. Soprattutto era un'autentica memoria storica del mondo dello sport friulano. E poi è iniziata la galoppata degli oltre 250 runner in una giornata dal clima estivo, dove Steve Bibalo, Sportiamo, e Jessica Calaz, Atletica Buia, hanno posto la firma finale. Bibalo, 33 minuti e 15 il suo tempo, ha impresso la sua andatura che alla lunga dà sempre buoni frutti e ha staccato il compagno di fuga e di squadra Mattia Rizzo, 34 minuti netti, e il buiese Fabio Stefanutti, terzo in 34 e 19. Quarta posizione per Matteo Jereb, Libertas Grions Remanzacco, e quinta per Massimiliano Visca, GP Livenza Sacile. La Calaz dal canto suo ha lasciato sfogare le rivali Chiara Banelli, Aldo Moro, che aveva acceso le polveri nella prima fase, per poi rimontare con irresistibile progressione, mettere nel mirino e superare nel finale Ilaria Novelli, Bruniera Friulintagli, che aveva preso il comando. 40 minuti e 13 per l'atleta del team di Moreno Molaro, 40 e 29 per la ragazza della destra Tagliamento. Terzo posto a Veronica Molaro, Atletica Buia, in 40 e 52. Sentiamo le interviste dei protagonisti raccolte per noi da Sergio Jereb. Fabio, allora eccoci qua con i primi 3 classificati di questa interessante prova. Un commento a caldo, Steve, cosa dici di questa giornata e della tua prova? Oggi, dopo qualche anno che mancavo a questa gara, sono tornato e la gara qua alle sorelle Ramonda, questo trofeo qua, non smentisce mai, è sempre una sicurezza. Bella gara, bel percorso, impegnativo, veloce, un bel tracciato che mi soddisfa personalmente. E come tempo oggi ho fatto una bella gara come allenamento per riprendermi in vista magari di qualche mezza e comunque per la compagnia in questa bellissima giornata di autunno. Sì, sono molto contento. Purtroppo il mio compagno di squadra Steve ci ha fatto compagnia per 4 km, ma poi lui aveva un passo decisamente superiore, vabbè, lo sapevamo. Io ho provato a stare con lui il più possibile per fare la mia gara. Dopo piano piano stava rientrando anche Fabio Stefanutti, è arrivato molto vicino e è stata una bella gara, dai. Perché comunque abbiamo cercato di fare subito selezione e ci siamo riusciti, ecco. Partito più tranquillo e poi un finale in crescendo, vero Fabio? Sì, sono partito assieme a questi 3 mostri, anche assieme a Matteo Jereb. Poi ci siamo un po' staccati dal duetto di testa e ho cercato di andare via costante. Ho provato a recuperare un po' nel finale, ma non era abbastanza lunga la gara per poter prendere Mattia. Bravi loro e è sempre bello correre qua al fresco soprattutto. Matteo Jereb, come mai questa uscita su strada quest'oggi? Allora, diciamo che è una gara tosta per me che sono abituato a fare gli 800 metri e avendo iniziato la stagione invernale adesso l'ho utilizzata come lungo, forte, in modo da preparare meglio appunto gli 800 per questa stagione invernale indoor e poi una stagione outdoor sperando di andare agli italiani. Jessica, un tuo commento su questa prova appena conclusa vittoriosamente? Prima volta che facevo questa gara, bel percorso, veloce. Oggi chiaramente non sarà sfuggito a nessuno che c'è un caldo particolarmente anomalo, però insomma dai, bene così, bel sole, quindi
insomma tutti contenti penso. Seconda classificata di questa gara femminile, Ilaria Novelli. Raccontaci qualcosa di questa gara e della tua prestazione in particolare oggi. Sì, allora come percorso era veramente un percorso bello, veloce, a parte il tratto un po' nello sterrato che mi ha rallentato e poi purtroppo ho mollato gli ultimi 3 chilometri e mi ha raggiunto la prima donna e quindi pazienza, è andata così ma va bene lo stesso. Salutiamo Monica Tell che è rientrata oggi dopo un periodo piuttosto travagliato, vero Monica? Un infortunio in una corsa, sono caduta e ho fatto fuori 3 legamenti del ginocchio, di cui anche ho fatto un trapianto del legamento della gamba destra e dopo 3 anni di fermo finalmente oggi ho ripreso a correre, una grande emozione, sono contenta, una bella gara, con calma l'ho fatta, sono riuscita a finirla, soddisfatta. Complimenti a Monica, è un esempio anche per tanti altri concorrenti. Evidentemente con la forza di volontà si possono superare anche momenti non tanto facili, è vero Monica? Sì, tutto si può fare con calma, si riprende. Poi ho una bella squadra che mi ha sempre supportato e ringrazio naturalmente tanto anche mio marito che mi ha aiutato molto. E ora andiamo a vedere vincitrici e vincitori delle categorie. Junior, Margherita Scordi, Mostro Run e Nicola Novello, Atletica 2000. Promesse, Antonella Franco, Aldo Moro Paluzza e Jacopo Fontanini, Libertas Grion Seremanzacco. Senior, Ilaria Novelli, Bruniera Friulintagli e Matteo Ierep, Libertas Grion Seremanzacco. 35 anni, Giuliana Driutti, Mostro Run e Steve Bibalo, Sportiamo. 40, Jessica Calaz, Atletica Buia e Marco Nardini, Timau Cleulis. 45, Ivette Moro Piazzon, Azzano Runner e Marco Mosolo, Aldo Moro Paluzza. 50, Mariangela Stringaro, Keep Moving e Massimiliano Visca, Livenza Sacile. 55, Elena Cristina Floreani, Aquile Friulane e Giovanni Pascolo, Libertas Tolmezzo. 60, Patrizia Leonarduzzi, Keep Moving e Tiziano Savorgnani, Atletica 2000. 65, Maurizio Zamaro, Ialmicco Corse. 70, Ennio Zampieri, Atletica San Martino. 75, Sandro Urli, Polisportiva Monte Reale. Come nell'ultimo giorno di scuola si è poi scatenata la festa alla presenza del consigliere regionale Franco Jacob, dei presidenti della FIDAL regionale e provinciale Massimo Di Giorgio e Massimo Patriarca. A rappresentare il comune di Reana il vice sindaco Anna Zossi e il consigliere Thomas Tarnold, mentre a fare gli onori di casa ci ha pensato il titolare dei negozi che hanno ospitato la cerimonia, Renzo Ramonda. Premio particolare a Silvia Furlani, quindi un ricco buffet ha accompagnato le premiazioni tra il tifo infernale dei componenti le diverse società che si sono avvicendate a ritirare il frutto dei loro sudori. In campo femminile il Keep Moving ha messo il suo sigillo sulla classifica di giornata. Sul podio con lei la SD Mostro Run e l'Atletica Buia. Nei maschi è stata l'Atletica San Martino a precedere il Keep Moving e l'Atletica Buia. Le premiazioni finali e la presentazione del circuito 2023 si terranno sabato 21 gennaio del prossimo anno a Codroipo. Domenica si corre la Maratonina dei Borghi di Pordenone. Sergio Ierep ha sentito per noi gli organizzatori. Ascoltiamo. Buongiorno, diamo il benvenuto a questa mattinata di sole che precede la partenza del trofeo Sorelle Ramonda, ai due presidente e il tecnico che cura la parte agonistica della manifestazione, 16ª edizione della Maratonina Internazionale dei Borghi. La gara si disputa domenica prossima, il 6 novembre. Il percorso sarà tipico della nostra gara, quindi sempre sullo stesso tipo, e avremo l'occasione, dopo un anno di difficoltà, ad esempio come l'anno passato del coronavirus eccetera, che abbiamo dovuto anche sottostare alle linee guida, alle varie attenzioni che bisognava tenere per lavorare in sicurezza. Quest'anno contiamo di avere una domenica, una gara finalmente libera da qualsiasi difficoltà, almeno di quel genere lì. Bene, quindi
Per quanto attiene invece a qualche nome, ci affidiamo adesso appunto a Roberto Belcari, che è il tecnico che, diciamo così, si occupa della parte più prettamente agonistica della manifestazione. C'è qualche anticipazione che può darci? Abbiamo, diciamo così, dei contatti con la Run Together, che quest'anno ha degli ottimi elementi. Stiamo chiudendo un pochino questa settimana le varie questioni più tecniche nei confronti di questi atleti, e naturalmente poi abbiamo tutta una serie di atleti a livello sia regionale che anche nazionale che hanno il piacere di prendere parte a questa manifestazione. È una manifestazione che presenta un circuito abbastanza tecnico, dove ci sono dei sali e scendi, e quindi anche molto vario e molto difficile, anche se vogliamo, perché l'atleta deve saper distribuire lo sforzo per tutto l'arco della gara. Quindi ci auguriamo che questi contatti che stiamo avendo con questi top runner si concludano in qualche modo, e quindi cercando di portare una gara tecnicamente sempre di un buon livello. Torniamo ancora allora al Presidente per chiedergli, mi pare che ci siano, oltre alla gara alla Maratonina Internazionale dei Borghi, ci siano delle manifestazioni collaterali. Quest'anno abbiamo voluto anche interpretare un nuovo tipo di gara, che è la Strapordenone, che è aperta a tutti, quindi tutti possono partecipare perché non ha problemi di certificati medici eccetera. Segue un pochettino il percorso della maratonina e ha la possibilità di passare e attraversare tutto il centro storico di Pordenone, ed è un'occasione per tutti i cittadini e per tutti coloro anche della regione che vogliono vedere questa città. La distanza è di 8 km e quindi è possibile a tutti. Roberto Belcari ci ricorda gli orari. Allora, intanto domenica 6 novembre, lo ricordiamo, non è la nostra data perché noi dovevamo fare questa gara il 25 di settembre, ma a causa delle elezioni siamo stati costretti a posticiparla. Comunque domenica 6 novembre alle ore 9 partirà la Strapordenone, quindi gara libera, non competitiva, aperta a tutti quanti, e alle 9:30 partirà la Maratonina dei Borghi, come solitamente facciamo. Naturalmente sarà bel tempo, perché già da anni noi abbiamo, diciamo così, una sfida meteorologica, e tutti gli anni, nonostante magari qualche giorno prima ci fosse la pioggia, la domenica inevitabilmente ci sarà sempre il sole. Ringraziamo naturalmente l'amministrazione comunale col sindaco e l'assessore De Bortoli, che ci sostengono sia dal punto di vista pratico che anche di sostegno economico, e vorremmo che fosse una giornata bella, splendida, con tutti questi corridori che vedo qua, che a noi piacerebbe averli a Pordenone anche domenica prossima. Si conclude qui anche l'odierna puntata, grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.